Il Friuli Venezia Giulia è una delle 3 regioni a rischio moderato, mentre tutte le altre migliorano i risultati, stabili i contagi, anche se ritornano nelle strutture per anziani. Avvio della scuola con tamponi salivari in 15 istituti. Non accetta la fine della loro storia d'amore e cerca di uccidere la ex con un grosso coltello da cucina. È successo a Gorizia. Il responsabile, un ragazzo di 23 anni, è stato arrestato. Partenza con il botto di Friuli Doc, che ha tra le novità i controlli a campione del Green Pass all'ingresso della manifestazione. Bene la partenza, dice il sindaco Fontanini, ora diamo continuità. Inaugurato a Vivaro, il nuovo stabilimento della Trend Group, punto a essere il più grande d'Europa e il maggiore al mondo nella produzione di mosaici d'oro. Si conosceranno questa sera i calendari dei campionati dilettantistici regionali. La presentazione è trasmessa questa sera in diretta in esclusiva a Telefriuli a partire dalle 21. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I contagi settimanali si mantengono stabili e il Friuli Venezia Giulia rimane a rischio moderato, secondo la cabina di regia del Ministero della Salute. È una delle 3 in tutta Italia, assieme alla provincia di Bolzano e alla Lombardia, a restare in questa fascia, mentre tutte le altre risultano classificate a rischio basso. Non un campanello d'allarme, anche perché il numero dei contagiati rimane pressoché stabile, ma comunque un avvertimento a mantenere alta la guardia, anche perché siamo alla vigilia dell'autunno e della riapertura delle scuole. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 3 regioni, assieme a Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano, a rischio moderato. Tutte le altre restanti 18 regioni risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana erano invece 17 le regioni a rischio moderato e quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale attualmente all'esame della cabina di regia. Questo sta a significare, in termini prettamente numerici, che in una settimana dal 3 al 9 settembre, quella presa in esame dal Ministero della Salute, sono stati 846 nuovi positivi, mentre furono in Friuli Venezia Giulia 852 quelli della settimana precedente. Il picco quindi potrebbe essere stato superato, ma è ancora presto dirlo. I dati degli ospedalizzati conforta in questo senso: 12 in terapia intensiva come 7 giorni fa, 47 in area Covid, 5 in meno rispetto al 2 settembre. In termini percentuali il tasso di occupazione è del 3,8% in animazione, quando il valore massimo di questo indicatore è del 10%, mentre si mantiene al 7,4% nei reparti Covid rispetto alla soglia d'allerta che è fissata al 15%. Allora vediamo nel dettaglio i dati dei contagi nella giornata odierna nella nostra regione. 164 le positività registrate su 8.601 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici eseguiti, 2 i contagi tra gli operatori delle case di riposo e 6 tra migranti. A Trieste non si registrano decessi, rimangono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e 47 gli ospedalizzati in altri reparti. Le persone in isolamento sono 1.466 e i contagi, come abbiamo visto, crescono nelle case di riposo, anche se al momento non c'è un allarme, anche perché si tratta di soggetti che sono asintomatici o con sintomi lievi. A fare il punto è il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, che parla anche di terza dose. Non è un fronte assolutamente paragonabile a quello del prevaccino, perché le persone si contagiano, però si contagiano con forme molto più lievi proprio perché sono prevalentemente vaccinate, quindi quello che succede è una forma, o sono asintomatiche o una forma lieve. Resta il nodo della terza dose, ormai scontata. Aspettiamo di capire, dopo aver anche letto il parere dell'AIFA, quali saranno le decisioni del governo. Mi pare che si vada verso una terza fase, questo mi sembra abbastanza chiaro. Bisogna capire quali sono le categorie, perché è chiaro, le case di riposo sono un tema, le persone fragili sono un altro tema. Io mi auguro che si tenga conto anche del personale sanitario, perché il personale sanitario si è vaccinato per primo, quindi noi dobbiamo mettere in sicurezza anche quello, perché se il personale sanitario, pur eventualmente contagiandosi in forma lieve, però significa che non può lavorare. Servizi extra di trasporto pubblico, tamponi salivari e fondi per il personale. La Giunta regionale ha presentato oggi le iniziative messe in campo per garantire la ripartenza in sicurezza della scuola il 16 settembre.
Si partirà con il 100% degli studenti in presenza, tamponi salivari in 15 istituti campione e l'occupazione degli autobus all'80%. La Regione, ha sottolineato il presidente Massimiliano Federica, con gli assessori coinvolti ha messo in campo tutte le armi che poteva per la ripartenza dell'anno, con la prima campanella che suonerà il 16 settembre. La scuola nel suo complesso, e lo leggiamo sugli organi di formazione quotidianamente, ha delle lacune che sicuramente non possono essere colmate solo da risorse e interventi regionali. Oltre 8 milioni del pacchetto scuola serviranno per anticipare le risorse statali per i mezzi pubblici, uno sforzo importante, ha sottolineato il prefetto Valerio Valenti. La Regione ha trovato 136 mezzi in più e poi resta il nodo controllori. Non si è risolta, non abbiamo nessuna notizia da parte del Ministero e quindi attualmente rimaniamo così. Chiaramente quando ci saranno le novità andremo ad applicarle in attesa che qualcuno ci dica qualcosa, perché poi sempre il problema quando ce lo dicono e come ce lo dicono. Riunione di giunta regionale oggi a Trieste con la nomina del nuovo direttore di Promoturismo Friuli Venezia Giulia e il piano per rendere entro il 2023 le scuole del territorio digitali. Antonio Bravo è il nuovo direttore di Promoturismo FVG. La decisione è stata presa nella riunione odierna della Giunta regionale, che ha anche approvato il programma regionale per la scuola digitale 2021-2023. Procedendo con ordine, Bravo subentra a Lucio Gumiero, il cui contratto era scaduto il 31 agosto. Negli ultimi anni è stato direttore centrale delle attività produttive e turismo. In questi anni ha lavorato a stretto contatto con l'assessore Sergio Emilio Bini, il quale aveva tracciato un identikit la settimana scorsa, specificando che vogliamo costruire una squadra dove ognuno ha le sue competenze, con un organigramma preciso e specifico, con l'obiettivo di far crescere e potenziare la squadra. Sul tema invece della scuola, l'obiettivo è quello di collegare gli edifici scolastici alla rete pubblica regionale, migliorando la connettività, una implementazione del parco tecnologico correttamente dimensionato in relazione alle necessità didattiche e amministrative, efficiente e correttamente gestito, la diffusione a livello regionale di buone pratiche educative per la didattica digitale integrata e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, infine l'incremento dell'utilizzo positivo ed equilibrato dei dispositivi digitali da parte dei giovani, deadline il 2023. E sulla nomina di Bravo interviene l'assessore al turismo Sergio Bini, una scelta che rende ancora più saldo il legame tra Regione e Promoturismo. È una persona competente che conosce molto bene la macchina regionale, conosce molto bene il comparto, è un trade union formidabile tra la direzione regionale e Promoturismo. Noi quello che abbiamo voluto fare e devo ringraziare qua pubblicamente l'egregio, eccellente lavoro svolto dall'ingegner Gomiero in questi anni di collaborazione, e adesso inizia l'era Bravo, investimenti importanti messi in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia ce n'è. Noi abbiamo bisogno, insomma, che i nostri cittadini, i nostri corregionali vedano che la Regione Friuli Venezia Giulia, insieme all'amministrazione comunale, insieme a Promoturismo, riescano a declinare quanto programmato. Le elezioni del 3 e del 4 ottobre potrebbero cambiare l'assetto delle maggioranze in diversi comuni. Sondaggi alla mano, Fratelli d'Italia potrebbe superare la Lega, però, dice il Presidente della Regione Federica, non ci saranno ripercussioni sulla Giunta regionale. Trieste e Pordenone, una sfida nella sfida non solo tra centrodestra e centrosinistra, e nel caso del capoluogo giuliano anche per altri 8 candidati, ma anche all'interno delle coalizioni con Fratelli d'Italia che punta a fare il colpo superando la Lega. Non ci saranno però ripercussioni, secondo il governatore. Gli equilibri ci sono e sono buoni. Ma se noi siamo in un paese nel quale quando si vota per un comune si condiziona il Parlamento, quando si vota per il Parlamento si condiziona una regione, quando si vota per una regione si condiziona il comune, cioè, è un'anarchia, non è politica, quindi insomma bisogna utilizzare buon senso. Penso che la mia amministrazione stia lavorando bene, penso che i cittadini apprezzino quanto stiamo facendo, andiamo avanti, mi auguro appunto, e se volete che vi do notizie, ho fatto anche 2 chiacchiere con Giorgia Meloni con cui siamo molto d'accordo su molte scelte. Tranne sul Green Pass. Sul Green Pass voglio dire, ribadisco, penso che ci siano sfumature diverse, ma tutti vogliono tenere aperto e io voglio tenere aperto. La cronaca non accetta la fine della loro storia d'amore e cerca di uccidere la ex usando un grosso coltello da cucina. È successo a Gorizia, il responsabile, un ragazzo di 23 anni, è stato arrestato.
Ha cercato di uccidere la ex compagna accoltellandola con una grossa lama presa dalla cucina e portandole le mani al collo in un tentativo di strangolamento. Il fatto di sangue risale alla scorsa domenica ed è accaduto a Gorizia, dove un 23enne di nazionalità libica, già noto irregolare in Italia, è finito in manette arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia. La donna, residente nel capoluogo isontino, è stata portata in ospedale dove è stata medicata per ferite da taglio alle mani e per una distorsione al collo. Era riuscita a fuggire dopo essere stata aggredita dall'ex compagno. All'origine del tentativo di omicidio la fine della loro storia d'amore, una situazione che il 23enne non aveva accettato. Sequestrato il grosso coltello da cucina e anche alcuni abiti, tutti sporchi di sangue. Il GIP ha convalidato l'arresto nella giornata di ieri e ha disposto per il ragazzo la misura cautelare in carcere a Udine. Si indaga su 2 incendi scoppiati contemporaneamente ieri sera a Gorizia a Monfalcone. A fuoco alcuni cipressi. Sono in corso le indagini da parte del commissariato di polizia di Monfalcone e dei carabinieri di Gorizia per far luce su 2 incendi verificatesi ieri sera alle 21 sia nel Parco delle Rimembranze a Monfalcone che di fronte alla chiesa di Lucinico, nel capoluogo isontino, per alberi dati alle fiamme in maniera dolosa. Contemporaneamente infatti sono stati incendiati 5 cipressi a Monfalcone, su un totale di 30 nell'area verde, con colonne di fumo e fiamme molto alte, e un cipresso di fronte alla chiesa di Lucinico. Tanto lo spavento per le 2 comunità, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Notizie dell'ultima ora, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un infermiere in servizio in un'azienda sanitaria della regione e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione del servizio per la loro mancata sottoposizione al vaccino. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'azienda sanitaria, hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla consulta le questioni di costituzionalità riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Ed errata la formazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione, poiché i 4 vaccini ad oggi utilizzati sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione previa raccomandazione dell'EMA. Lo afferma il TAR del Friuli Venezia Giulia nelle sentenze gemelle con cui ha rigettato i ricorsi di un infermiere e di un odontoiatra Novax contro la decisione di sospenderli dal servizio. Ritorniamo alle notizie di cronaca. Viaggiavano su un Alfa Romeo che avevano trasformato in una finta auto dei carabinieri 2 coniugi di Vienna fermati a Tarvisio. Dai militari dell'Arma sono stati denunciati. Avevano trasformato un Alfa Romeo 156 in una vera e propria gazzella dei carabinieri, ma finta, con tanto di scritte 112 ed emblema del nucleo radiomobile. 2 coniugi residenti a Vienna, lui 54 anni, lei 49, sono stati fermati da una pattuglia, questa volta vera, dei militari dell'Arma della compagnia di Tarvisio nella cittadina dell'Alto Friuli, subito attirati dalla strana livrea di quella vettura. Il mezzo, in ogni dettaglio simile a un veicolo dei carabinieri, è stato posto sotto sequestro. Avrebbe potuto infatti ingannare o quantomeno confondere gli utenti della strada e i cittadini. La coppia austriaca, incensurata, è stata denunciata per possesso di segni distintivi contraffatti, mentre l'Alfa Romeo 156 è stata posta sotto sequestro. Questa mattina a Trieste la prima udienza del processo per Alejandro Meran, l'uomo che nel 2019 ha ucciso i 2 agenti di polizia in questura nel capoluogo giuliano. Chiedo scusa ai familiari delle vittime. Alejandro Meran, il cittadino della Repubblica Dominicana che il 4 ottobre del 2019 ha ucciso Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, i 2 agenti che lo stavano accompagnando in questura per accertamenti, ha voluto mandare questo messaggio tramite i suoi legali Alice e Paolo Bevilacqua ai familiari delle 2 vittime nel corso della prima udienza davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Trieste. Non abbiamo mai ricevuto nessuna scusa e sinceramente è stata lunga. E speriamo che adesso si svolga abbastanza velocemente, anche perché penso che ci sia poco da stabilire, quindi i fatti sono palesi e speriamo che si risolva velocemente e diamo pace a questi 2 ragazzi.
Meran non era presente in aula e non era in collegamento. In aula solo i familiari e la fidanzata di Nemenego. Nel corso della prima udienza con il giudice Enzo Truccellitto, che ha dato il via libera alla costituzione delle parti civili, ad eccezione del SAP, con i familiari e l'agente Cristiano Resmini, che aveva fatto fuoco verso Meran, e l'associazione Fervi Credo. La PM Federica Riolino e il capo della procura Antonio De Nicolo hanno concordato con le parti di ridurre al minimo le testimonianze, essendo chiara la dinamica dei fatti. Tutto si giocherà sulla perizia psichiatrica, con la difesa che chiede una revisione dell'attuale, dove Meran viene indicato come parzialmente capace di intendere e volere. Una volta che la Corte terminerà l'esame, l'istruttoria di tutti gli atti contenuti nel fascicolo d'indagine, deciderà se, in quali termini rinnovare la perizia psichiatrica, alla luce di quelle che erano tutte le incongruenze e l'illogicità che avevamo già dedotto in fase di incidente probatorio. Il Tribunale di Pordenone ha condannato a 10 anni di reclusione Michel Medini, 51 anni, accusato di tentato omicidio premeditato di un'infermiera nel centro di salute mentale di San Vito al Tagliamento. I fatti sono avvenuti il 9 dicembre 2019. L'uomo era stato accompagnato dal padre per la somministrazione di un farmaco. Alla vista della siringa, però, Medini estrasse un coltello dalla manica della giacca e colpì con 2 fendenti l'infermiera. Per lui il PM Andrea Del Missier aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione. La linea ferroviaria Trieste-Venezia è rimasta bloccata stamattina per la presenza di una quindicina di migranti lungo i binari. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla transizione ecologica, la leghista Vania Gava, che si trovava su un convoglio diretto a Trieste. Gava ha parlato di una colonna di persone che si muoveva sui binari e ha colto l'occasione per ribadire il suo giudizio negativo sul lavoro del ministro Lamorgese in tema di immigrazione e ordine pubblico. I migranti sono stati fermati e identificati. Seconda giornata di Friuli Doc e primo bilancio del sindaco Pietro Fontanini ai microfoni di Telefriuli. Bene la partenza, dice, ora diamo continuità. Abbiamo visto ieri sera, giovedì, quando abbiamo inaugurato, veramente delle code lunghissime di persone che volevano consumare i piatti tipici di questo Friuli Doc. Penso che anche stasera ci sarà la replica, quindi abbiamo cominciato molto bene. Io penso che tutte le Proloco siano molto soddisfatte di come è andata la prima giornata, la prima serata. Oggi a mezzogiorno c'è stata un po' di gente, ma faceva veramente caldo e quindi consumare sotto il sole i piatti non è il massimo. La sera invece va molto meglio perché la temperatura è molto più gradevole e si può apprezzare molto di più i piatti del nostro Friuli. Bisogna dare continuità. Bisogna dare continuità perché ormai siamo alla 27esima edizione, quindi ormai è una festa consolidata, conosciuta, ma dobbiamo continuare a crescere, a qualificarla sempre più. Quest'anno abbiamo questa novità del centro vaccinazione proprio qui in centro Udine, dentro il municipio, in Sala Iace, anche perché siamo purtroppo ancora in emergenza sanitaria e quindi dobbiamo dare questi segnali importanti, non solo trovarci a consumare i nostri piatti più buoni, ma anche stare attenti perché dobbiamo tutelarci da questo benedetto coronavirus. A Udine, entro 10 anni, le emissioni di anidride carbonica dovranno essere ridotte del 40%, come previsto dal progetto europeo, sottoscritto anche dal capoluogo friulano nel 2016, prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta Comunale. A Udine, secondo le rilevazioni ufficiali del 2019, le emissioni di anidride carbonica risultano calate del 22,84% in 13 anni, ma il traguardo del decennio è di abbatterle di un ulteriore 17,16%. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta Comunale straordinaria su proposta dell'assessora all'ambiente Silvana Olivotto, sottolineando che a Udine spettano 500.000 euro per la realizzazione di progetti che hanno lo scopo di prevenire problemi generati da fenomeni atmosferici. È inoltre previsto il Biciplan, progetto finalizzato a mettere in rete tutte le piste ciclabili della città e quelle della periferia, come nel caso di quella nuova in via Fagagna annunciata dal vice sindaco Loris Michelini, che migliorerà i collegamenti con l'università e che sarà realizzata su terreni donati da alcuni cittadini. Oggi la Giunta ha anche approvato il progetto proposto dal Sindacato per le Famiglie L'Ombra infine sprigionerà una scintilla, che finanziato con fondi regionali prevede la costituzione di un'aula studio e di spazi adiacenti
da mettere a disposizione agli studenti dai 14 ai 19 anni in orario pomeridiano e sotto la supervisione di adulti volontari. Ora ritorniamo alla notizia di pochi minuti fa del TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso dei sanitari Novax. Oltre al rigetto dei primi 2 ricorsi, il TAR con ulteriore sentenza ha dichiarato inammissibile per ragioni processuali il ricorso proposto da un ampio gruppo di altri operatori sanitari. I giudici, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, hanno sottolineato il preminente rilievo del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva rispetto alla libertà di autodeterminazione dei singoli. La Trend Group riporta a Vivaro la produzione di mosaici di alta qualità. Rinasce lo stabilimento friulano che punta a diventare il più grande d'Europa nel suo genere e il più importante del mondo per i mosaici d'oro. Inaugurato a Vivaro lo stabilimento del gruppo Trend, un complesso industriale unico al mondo specializzato nella produzione di mosaici di altissima qualità. Si estende su una superficie di 47.000 metri quadrati e raggiungerà entro la fine dell'anno una capacità produttiva di 200.000 metri quadrati di mosaici. Punta a essere il più grande impianto produttivo del suo genere in Europa e il più grande al mondo per la realizzazione di mosaici d'oro. Il gruppo Trend l'ha realizzato riattivando un proprio stabilimento fermo dal 2015, riportando in Italia produzioni che venivano realizzate all'estero. L'occupazione diretta e indiretta è di oltre 100 persone. Il piano strategico del gruppo Trend, che è presente in 4 continenti, assegna allo stabilimento friulano il ruolo di hub di riferimento per i mercati dell'intera Europa. La strategia è quella di mettere a sistema l'intera filiera locale, valorizzando le eccellenze professionali, culturali e produttive del territorio. A rafforzare lo stabilimento, infatti, c'è un vero e proprio patto per il territorio tra azienda, realtà locali e istituzioni. Sì, devo dire che è anche un esempio virtuoso rispetto a chi riporta nel nostro paese, in questo caso la nostra regione, produzioni, poi devo dire una produzione di qualità, una produzione che si interseca benissimo con il Friuli Venezia Giulia, anzi io penso che proprio il nome del Friuli Venezia Giulia, del nord-est, della storia del mosaico del nostro territorio sia un valore aggiunto enorme per poter confrontarsi con il mondo globale ed essere più competitivi con la qualità. Dalla storia della scuola mosaicisti di Spilimbergo alla tecnologia 4.0 del nuovo stabilimento è il binomio con il quale Trend affronta le sfide dei mercati mettendo insieme il know-how del territorio friulano e le caratteristiche di un grande gruppo globale. La Trend è un gruppo globale ma affonda le radici profonde nel territorio della conoscenza, della cultura e della sapienza del fare mosaico che c'è qui in Friuli e che c'è soprattutto nella zona di Vivaro. Da queste radici, da quest'humus da cui noi possiamo attingere, poi abbiamo trovato uno sviluppo a livello globale, con innovazione, con fantasia, con capacità di creare e ricreare sempre sulla base di queste conoscenze prodotti innovativi. E il nostro compito, il mio specifico, è quello di essere capaci di creare una struttura organizzativa e ricettiva capace di far fluire questa linfa dalle radici ai suoi rami, alle sue propaggini ultime, in maniera tale che ci possa essere un arricchimento sia per il territorio su cui insistiamo, sia per i nostri clienti a cui diamo un servizio sempre migliore, sempre più innovativo, sempre più efficace. I mosaici sono un'attività specifica dello stabilimento di Vivaro, ma non sono l'unica eccellenza del gruppo Trend, focalizzato anche su innovazione, produzione green ed economia circolare. Noi abbiamo un'altra importantissima linea di prodotti che sono i nostri agglomerati, che sono delle lastre assolutamente innovative e uniche al mondo, che rispettano le percentuali green, sono al 90% materiale riciclato, post-consumer riciclato, che sono uniche nel loro genere. Non ultimo il fatto che queste lastre, proprio per il loro basso spessore e unicità, permettono di non demolire. E i rapporti con le comunità locali? Siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale che questa realtà, dopo alcuni anni di chiusura, abbia deciso di riattivare lo stabilimento produttivo di Vivaro. Noi siamo certi che il nuovo presidente, il nuovo CDRA, sarà in grado di fare diventare lo stabilimento di Vivaro il punto di riferimento mondiale per il mosaico in oro, con tutto ciò che ne comporta anche a livello di
impatto economico e di posti di lavoro per tutto il nostro mandamento. Netta ripresa dell'export regionale nel primo semestre 2021 rispetto all'anno scorso, le vendite all'estero crescono del 27,7%. Rispetto al 2020, nel primo semestre dell'anno, l'export regionale è cresciuto del 27,7%, quasi 2 miliardi in più. Lo certifica l'indagine IRES curata da Alessandro Russo su dati Istat. A livello nazionale la variazione è stata del 24,2%. La dinamica positiva è diretta conseguenza dei bassi livelli registrati nel secondo trimestre 2020, gravato dalla pandemia, con una differenza annua del 75,5%. La crescita si riscontra in tutti i principali comparti dell'economia regionale: produzione in metallo più 43,3%, macchinari e apparecchiature più 12,9%, mobili più 50% e cantieristica navale più 33,8%. In particolare si può sottolineare l'ottima performance del settore del mobile, soprattutto nel Pordenonese, mentre nel resto del territorio regionale si registrano incrementi comunque significativi. In merito alle destinazioni geografiche, degno di nota il valore delle esportazioni regionali in Egitto, più 436 milioni di euro nei primi 6 mesi, attribuibile principalmente al settore della cantieristica navale e delle armi e munizioni. È stato sottoscritto oggi pomeriggio l'accordo di programma fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la città di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione della terrazza mare. I lavori saranno realizzati grazie al finanziamento di 8 milioni di euro previsto dalla Giunta regionale. Riqualificare Terrazza Mare per restituirle il ruolo di luogo identitario della città balneare e dell'intera riviera friulana, farà divenire un punto di attrazione turistica per tutte le stagioni, un obiettivo sempre più vicino dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione e Comune di Lignano questo pomeriggio. È una giornata storica per la nostra città con la firma di questo accordo di programma, perché partiranno da lunedì le procedure per l'individuazione, del professionista che curerà la progettazione legata alla riqualificazione di uno dei simboli, non dico solo della nostra città, ma dell'intera regione Friuli Venezia Giulia, e vorremmo proprio che la stessa possa essere ampliata anche con nuovi servizi, ad esempio con un ristorante stellato, con un ampliamento della superficie scoperta esterna per garantire la ristorazione, ma anche con una rinnovata sala istituzionale, una sala mostre e anche un beach club con una piscina a sfioro sul mare. Il timing della procedura, che verrà seguita direttamente dalla Regione anche con la partecipazione degli uffici comunali, è già stato scandito e dovremo avere la nuova struttura per il 2024. Ho solo sottoscritto per il comparto turistico, ho messo a disposizione 100 milioni di euro. Come dice giustamente il Presidente, non basta mettere a disposizione i denari, bisogna anche investire, e questo noi lo stiamo facendo. Lo sport, si conosceranno in serata i calendari dei campionati dilettantistici regionali e la presentazione sarà trasmessa questa sera in diretta e in esclusiva da Telefriuli a partire dalle 21. Tutti gli approfondimenti subito dopo la pubblicità nel corso di Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.